C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Stefano Foggi, benvenuto da noi a parlarci di cosa? Di referendum, referendum veneto. Intanto complimenti perché è un altro dei giovani che si occupano finalmente di politica con le idee, non soltanto politica per fare i conti. Lei ha passione di politica, studia, ecco, ci racconti intanto chi è lei, no? Io sono appunto Stefano Poggi, vi ringrazio per l'invito, per me è un piacere essere qua. Io ho 26 anni, nella vita faccio il ricercatore di storia e con altri ragazzi ho fondato a luglio questo comitato che si chiama Veneti per l'Astensione, che è un comitato regionale in vista del referendum di fine ottobre. Ed è anche organizzatore delle Fornaci Rosse, non ricordiamo, sì, no? sì. Storicamente, tra le altre cose, perché è molto conosciuto anche per questo impegno, no? Conosciuto, adesso non esageriamo. È una presenza di un'organizzazione di volontari, penso che sia, in cui ci sono molti dibattiti, molti incontri, appunto, c'è scambio di idee, no? Non è soltanto la festa con le birre che fanno comunque bene, le birre ci sono, aiutano a liberare la mente, no? Giusto, no? Ecco, andiamo un po' sul referendum. La prima domanda è abbastanza scontata. Meglio un metodo che risponda al centro o un metodo più autonomo? Beh, la risposta è ovvia. È abbastanza ovvio, perciò dico scontata, no? Un Veneto più autonomo. Il problema è che questo referendum qua non serve a dare più autonomia al Veneto, serve a scaldare, diciamo così, le poltrone della maggioranza che lo sta proponendo. Ed è quello che noi stiamo cercando di dire, partendo da una posizione che è a favore dell'autonomia, ma in questo caso qua, alla domanda banale, un po' da quinta elementare di volete voi più autonomia, è ovvio che la risposta è sì. Chiunque abiti in mezzo, chiunque direbbe questa cosa. Una risposta no, potrebbe esserci e anche in altre regioni che sono... Io penso che dappertutto ci sarebbe questa risposta, perché c'è una crescente voglia di portare il potere verso la gente comune, verso il popolo. Però questo non è il modo, è da 22 anni che loro governano la regione, è da 22 anni che loro non sono mai riusciti ad avere più autonomia. Sono l'attuale maggioranza, che sono Lega Nord e Forza Italia. Per di più questo referendum ha, diciamo, rinserrare i ranghi del ceto politico veneto è sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico. In pratica questo referendum qua vede tutti i partiti regionali di maggioranza e di opposizione schierati per il sì. E come dice la saggezza popolare, quando tutti i politici sono d'accordo su una cosa, isediro fregarte. Allora, spieghiamo un pochettino a chi ci vede e chi ci ascolta. Questo referendum viene criticato da chi, come lei, è per l'astensione, oppure ancora di più da chi, frange più ridotte, sono per il no, per un motivo principale, che andare a votare con un sì, anche totalizzante, o non andare a votare o votare per il no, non cambia il potere di poter trattare con Roma una eventuale maggiore autonomia. E questo è il discorso. Esatto. Quindi, cioè, il referendum non serve perché ci si potrebbe limitare, o meglio, impegnare a discutere nell'ambito della Costituzione, fare una trattativa su dei punti per acquisire più potere in metodo. È corretto quello che... Esatto. Perché questo non è solo un referendum consultivo, cioè come se ti chiedono ti piace una cosa o ti piace un'altra, diciamo così, ma oltre ad essere un referendum consultivo, Zaia e la maggioranza regionale dicono ci serve per andare ad aprire la trattativa con Roma, che con lo Stato tecnicamente non centrale. serve, invece non servirebbe. Ma la Costituzione all'articolo 116 garantisce, che è quello che vogliono attivare loro, garantisce dal 2001 la possibilità per ogni regione a statuto ordinario di chiedere l'autonomia differenziata, senza che lo Stato possa dire no. Loro dicono avremo più potere se siamo legittimati da un voto popolare.
Ed è una prospettiva sbagliata per la semplice ragione che loro si sono posti in modo conflittuale con lo Stato centrale e col resto d'Italia e quindi si troveranno davanti non porte più aperte ma porte più chiuse. Quindi questo referendum qua, oltre a essere inutile e costoso per noi contribuenti veneti, è assolutamente controproducente per la causa dell'autonomia. Ecco, ci sono due atteggiamenti diversi in questo momento. Lei ha detto anche di ci si pone in conflitto con lo Stato centrale per ottenere qualcosa che si potrebbe contrattare con gli strumenti esistenti. Tant'è vero che l'Emilia Romagna... Volevo arrivare... lei mi ruba il lavoro, poi dopo io non mi pago più come direttore. No? Dico, sono due strade, quelle che stanno percorrendo il Veneto e la Lombardia, che vanno al referendum, e l'Emilia Romagna che già ha intavolato un tavolo di trattative col governo. Quindi le problematiche sono simili, gli strumenti sono gli stessi, c'è un diverso atteggiamento delle due tipologie di amministrazione. Allora, la domanda che le faccio, siccome questo è palese, l'abbiamo ripetuto per chi ci vede, ma perché, andiamo sul PD in questo momento, poi dopo, perché il PD che è maggioranza in Emilia Romagna ha scelto la strada della trattativa e qui si è accodato di fatto con dei sottili distinguo che stanno un po' di lana caprina, si sono accodati a quella che è la pancia, no? Perché la pancia ovviamente, ma anche la mia pancia dice sì, più potere al Veneto, no? Poi hanno una posizione di retrovie e di assenso a una maggioranza a cui dovrebbero comunque proporre delle alternative. È strana questa situazione, mi sembra, no? E c'è da dire però che sia nel Partito Democratico che nel Movimento 5 Stelle c'è una larga fetta di elettorato e anche di eletti nelle amministrazioni comunali che sono contro questo referendum e che si asterranno. Quindi le scelte delle dirigenze, diciamo così, che in Veneto è la direzione regionale del PD, nel Movimento 5 Stelle è Casaleggio, ovviamente. È un algoritmo. Non sono scelte, hanno visto un sondaggio, hanno visto che gli dicevano se meglio di no, hanno detto va bene. Però questo bisogna precisarlo perché poi i partiti danno delle indicazioni, non è detto che l'elettorato... Oggi l'elettorato, il concetto di partito è un po' cambiato, no? Strutture organizzate che abbiano un peso reale sul territorio, si è visto nelle ultime considerazioni, sono mano a mano naufragate. Lo stesso PD, che forse era rimasta l'unica struttura organizzata che potesse esprimere uno zoccolo duro, con Renzi, adesso non diciamo che sia meglio o peggio, ma con Renzi il partito è stato sgretolato. L'esempio anche a Vicenza, così torniamo un po' a casa nostra, anche se lei è presidente veneto del Comitato Veneto, anche a Vicenza il modo di governare del sindaco Variati di fatto ha reso molto fluida l'importanza del partito in quanto tale. Quindi sono d'accordo con lei, i partiti non muovono più, o meglio, le indicazioni dei partiti non sono più vincolanti come una volta, perché non c'è più tanta fiducia o fede in quello che dice il capo del partito. Ecco, astensione quindi significa non andare a votare, non perché, lo ripetiamo, non perché lei è veneto o io abitanti di quindi veneto anch'io, in fondo da questo punto di vista siamo contro il referendum, perché per dare un messaggio che non tutti la pensano nello stesso modo ed è comunque un invito ad andare a trattare. Quale sarebbe secondo lei una soglia, la invito a giocare, no? Anche se i sondaggi oggi non vanno mai, no? Ma quale sarebbe una soglia di astensione che potrebbe raggiungere il vostro obiettivo? Cioè, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo convinto abbastanza persone che potrebbero essere il quanto per cento? Se l'affluenza non raggiunge il 60% è una sconfitta gravissima per Zaia e la maggioranza. La pura affluenza, logicamente. Sì. Perché voi predicate di non andare a votare. Questo non è un referendum, cioè loro dicono un plebiscito. Questo è un plebiscito, quindi non conta la percentuale di sì o di no, conta quanta gente va a votare, come in tutti i plebisciti. Se loro stanno sotto il 60%, nonostante ci sia il quorum a 50%, se loro stanno sotto il 60% è una sconfitta politica gravissima, per due ragioni. Sarebbe meno dei partecipanti alle ultime regionali, no? Esatto, per due ragioni. La prima ragione è che il consenso che Zaia si attribuisce, che gli viene attribuito, è il 60%. La seconda ragione è che su questo referendum qua non c'è solo l'attuale maggioranza che alle regionali del 2015 ha preso il 50%, ci sono anche il Movimento 5 Stelle e il Partito 50 del 60, giusto? No? Esatto, sì, esattamente. Di conseguenza
Ogni voto in meno del 60% vuol dire che sono voti persi dalla maggioranza, dal PD e dal Movimento 5 Stelle. E il messaggio di questa nostra campagna, di questa nostra lotta, che è una lotta civica, cittadina, non di destra o di sinistra, è proprio questo, quello che questa è un'occasione per dire ai politici veneti che ci siamo stufati di farci fregare, perché di autonomia ci parlano appunto dagli anni 90, io da quando sono bambino sento parlare... Si parla di secessione inizialmente, Sì, no? Beh, poi adesso sono cambiati. Passare di moda, poi anche lì, dopo il problema, la situazione catalana che è drammatica e vergognosa per l'atteggiamento dello Stato centrale, sì. Loro hanno passato gli ultimi giorni a cercare di rassicurare l'elettorato di Forza Italia dicendo no, ma noi non vogliamo l'indipendenza. No, ma io parlavo di prima, quando gli albori di Bossi in cui sì, molti anni l'obiettivo era la secessione. C'è anche quello, perché appunto ci sono dei video di Luca Zaia che fa comizi interni alla Lega, in cui di ieri sera, anzi c'è arrivato stamattina, quindi è di ieri sera, in cui lui dice esattamente il contrario di quello che dice pubblicamente. Allora ci deve spiegare se è Dr. Jekyll o Mr. Hyde, cioè il Veneto e la Catalogna, no, lui vuole l'indipendenza o vuole l'autonomia? Perché sono due cose diverse. Io non credo che sia sbagliato un voto sull'indipendenza dopo un percorso che coinvolga l'opinione pubblica, ma ce lo dica questo referendum a cosa serve? Serve a andare a trattare, come dice pubblicamente, con lo Stato, o serve a fare il primo passo per l'indipendenza? Perché se non dice la verità sta ingannando i veneti. Facciamo un salto alla Catalogna, visto che c'è arrivato anche lei. Catalogna, la situazione è molto complessa in questo momento. Si è andato allo scontro duro, un po' perché la Catalogna ha voluto indire, ha voluto fare questo referendum che in base alla Costituzione spagnola non potrebbe essere fatto. Non l'ho letta, ma prendo per buono quello che ho letto. E anche lo Stato centrale però ha reagito in maniera molto dura, scontri, bisogna capire quanto voluti e quanto provocati, ma scontri pesanti che secondo me non fanno altro che allargare, allontanare le due posizioni, perché gli scontri non portano mai a non avvicinare le posizioni, e quindi forse diventa più difficile poi raggiungere un obiettivo mediato, ragionato e condiviso. Ecco, come vedete la situazione della Catalogna? Perché è un caso, ci sono tanti altri casi, la Scozia, tante altre regioni d'Europa che hanno dei momenti in cui puntano al distacco dalla nazione che storicamente viene associata a quell'area. Beh, la situazione catalana io credo sia un po' diversa da quella veneta e lombarda, nel senso che lo diceva anche Ilvo Diamanti qualche giorno fa, che mentre in Catalogna c'è una lingua, c'è una cultura strutturata, in Veneto, e quindi il referendum è l'esito di un conflitto di culture anche, che non è poi radicale perché ovviamente c'è il bilinguismo e tutto. In Veneto, dice Diamanti, questa farsa che fanno, lui non la definisce farsa, il referendum che fanno a fine del mese, lui dice serve invece a creare quella frattura. Cioè, mentre oggi noi veneti, io per primo mi sento vicentino e quindi veneto, ma la mia identità vicentina non confligge con l'identità italiana o con l'identità europea, quello che invece vogliono creare loro è il fatto che uno si debba sentire o veneto o italiano, che non c'è scritto da nessuna parte, e adesso non è così, e questo referendum serve a quello. In Catalogna si vede il risultato di due elite politiche, quella di Madrid e quella di Barcellona, l'elite nazionale e regionale, diciamo così, che vanno avanti senza il dialogo, senza parlarsi e senza trattare, e questo è il risultato, ed è quello che a me preoccupa. Loro stanno cercando appunto di dire no, non è così, però è esattamente quello che stanno facendo loro, perché io voglio più autonomia, non voglio, credo, l'autonomia che vogliono i leghisti, che è un'autonomia centralista, e sinceramente a me che il potere reale sia a Venezia o a Roma non cambia niente, cioè la distanza fra me e Venezia e fra me e Roma è la medesima. Sì, ci sono i canali, è più bella, ma le logiche che stanno usando loro... Qualcuno ha definito Venezia la Roma dei canali, esatto. No? Se guardiamo la Pedemontana stiamo parlando di logiche che vanno esattamente nella direzione della politica romana, quindi a me non interessa quel tipo lì di autonomia locale, perché è solo statalismo, solo che più vicinanza alla gente. Esatto, allora io voglio l'autonomia, ma questo non è sicuramente il modo di ottenerla, perché l'autonomia, se ci sarà solo con una concordia di tutta la nazione italiana. Ecco, una vittoria, diciamo una vittoria possibile, molto prevedibile,
diciamo, la vittoria del sì è abbastanza scontata. Diventerebbe una sconfitta se non ci fosse un numero sufficiente, adeguato di partecipanti al voto, sostanzialmente. Esatto. Ma questo penso che qualunque commentatore politico la pensi così, perché lei spinge per l'astensione, ma penso che un'analisi verrà fatta più sui partecipanti che non su quanti sì. Non potrebbe portare a una, se questo sì ci fosse consistente, io vedo un rischio. Io mi sento italiano e prima stavo a Roma, adesso sono a Vicenza, io inverto per mia cultura, per mia storia, le posizioni, mi sento italiano e poi della zona in cui vivo, in cui sono radicato in un certo periodo. Non potrebbe portare una vittoria del sì clamorosa, non potrebbe portare a voglie di altre aree italiane, diciamo l'Alto Adige, in cui realmente le culture e le storie del Trentino rispetto al Sud Tirolo sono nettamente diverse, e non potrebbe spingere quella gente, quelle persone che oggi sono italiane a fatica, loro sì a chiedere non solo l'autonomia ma l'uscita dall'Italia. Questo io lo vedo come un rischio se pensiamo ancora a un territorio classico. Lei ha esaminato questo problema oppure no? Io credo che... È un'altra Catalogna quella, ma forse anche più per ora, con una maggiore identità, già storicamente parlando. Per ora no, perché l'accordo di grande autonomia che ha grandi vantaggi, diciamo così. Ha grandi vantaggi, ma visto che bisogna vedere il famoso residuo fiscale che i leghisti parlano sempre, la provincia autonoma di Bolzano dà all'Italia di più di quello che riceve, quindi ha vantaggi nell'autogestione del potere. Forse nella decisione, ma grandi vantaggi nel poter decidere. Esatto, però io credo che lì la situazione sia un po' diversa dalla Catalogna, nel senso che il partito di governo storicamente, l'SVP, è un partito austriacante, diciamo così. Sì. Non è carino dirlo, sì. Ma si possono inventare le parole ormai, vai. No, non è inventate. Non è inventato austriacante. Austrofilo, diciamo, sì. Però, cioè che difende gli interessi della minoranza tedesca, però non è un partito secessionista, quindi diciamo che è un po' una garanzia, però cioè, stiamo attenti che far riesplodere quella cosa lì vuol dire le bombe, perché la situazione che c'è adesso nella provincia autonoma di Bolzano è il frutto di una, diciamo, trattativa che è seguita ad anni si è arrivato dopo tanti anni di conflitto pesante, di terrorismo e di conflitto armato fra lo Stato e se si riapre quella cosa lì, risuccede la stessa cosa peggio. Infatti quello mi sono espresso male, io vedo molto più italianizzata. Io mi sono espresso forse non in maniera compiuta, che lei studia storia, è molto più preparato di me in questo campo. Io no, ma sul serio, potrebbe essere una miccia che accende un fuoco che sta sotto la cenere, in quel senso lì vedevo il rischio. Comunque, io credo e spero di no. C'è un dato però da dire, che è una delle tante cose che appunto la Lega non dice mai, perché poi deve prendere anche i voti in Friuli e quindi... anche nel sud adesso, no? Beh, adesso anche nel sud è quella un'altra vorrebbero togliere Nord dalla contraddizione, sì. Ma l'altra grande cosa ridicola che abbiamo in Italia è che noi abbiamo un sistema federale a metà, no? Per cui sì, le regioni esistono già e hanno un tot di potere, e poi ci sono le regioni a statuto speciale che hanno i poteri che hanno gli stati federali negli Stati Uniti d'America. Allora questa qua è una sperequazione troppo grande. Poi io ho un'idea di autonomia che è più simile a quella della Svizzera, in cui non è la regione come il Veneto ha 5 milioni di abitanti, cioè le logiche che si creano fra comunità locali del Veneto e capitale del Veneto sono le stesse che si creano in uno Stato-nazione. Sì, diciamo. Sì, sono molti Stati europei che non arrivano a questi numeri. Esatto. Mentre in Svizzera come funziona? Funziona che i cantoni, che sono le entità federali, diciamo così, sono molto più piccole, hanno al massimo un milione di abitanti, e quindi lì c'è un vero autocontrollo dal basso. Quindi la mia idea di autonomia sarebbe più, diciamo, municipale, tutt'al più provinciale. Però, ecco, rendiamoci conto che quello che la Lega continua a portare avanti questa cosa dell'autonomia da quando ha abbandonato, poi non si capisce quanto sul serio, l'idea della secessione. Adesso c'è Salvini che va in Sicilia a chiedere i voti, però al tempo stesso Zaia ai comizi privati comunque dice però noi... Cominciamo così, poi vediamo. Esatto, quindi anche loro fanno il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Però l'idea di autonomia della Lega noi non la sappiamo, e se invece guardiamo i fatti, perché loro dicono autonomia, è uno slogan, per loro non vuol dire niente. Se guardiamo i fatti, quello che hanno fatto in regione negli ultimi 22 anni è stato centralismo puro, cioè l'ultima riforma che hanno fatto della sanitaria, che è l'80%
della Del torta, budget, diciamo, del del budget della regione, con la scusa di razionalizzare i costi, ha centralizzato tutte le nomine e tutta la gestione ospedaliera. E guardate che gli ospedali sono spesso nelle comunità locali le aziende più grosse col fatturato più grande. E allora io vorrei, e noi vorremmo, che fossero le comunità locali a dire chi comanda il giorno per giorno, chi governa il giorno per giorno alle aziende ospedaliere, non gente nominata da Venezia. E questo, per esempio, è un'altra delle loro grandi contraddizioni, che si dicono autonomisti per le comunità locali, e poi nei fatti cosa fanno? I centralisti, però più in piccolo, non a Roma, a Venezia. Ecco, ultima domanda di questa, poi spero di averla qui, magari per qualche dibattito con chi la pensa diversamente. Abbiamo già invitato altri esponenti che sono per il sì, no? Quindi ci piacerebbe anche confrontare, no? Ecco, vinci il sì, si crea un'aspettativa, perché ovviamente a quel punto vinci il sì in maniera, come ho detto prima, non il 51% di pochi, una percentuale consistente di tanti che vanno a votare. Vince sì, nascono aspettative. Lì dipenderà molto da come verranno gestite queste aspettative, perché l'aspettativa si potrà concretizzare in trattative. Prendiamo la tesi di Zaia, trattative più forti perché c'è un consenso, c'è una legittimazione popolare, ma queste trattative poi non producessero in tempi rapidi a soluzioni, si va nel caos, no? Si va allo scontro poi dopo, no? Questo è il timore. No, io posso fare una previsione, la dico qua e poi al massimo la storia mi smentirà, diciamo così. Allora adesso faranno questa farsa a fine del mese, purtroppo tanti veneti che sono anche, diciamo, lasciati a se stessi in mano a questa gente da 30 anni, cioè è significativo che un gruppo di ragazzi ha dovuto promuovere il comitato all'astensione, perché vuol dire che l'egemonia e la potenza della Lega in questa regione è totale, cioè non ha proprio avversari. Però quindi è prevedibile che molti veneti non avranno neanche la possibilità di scelta, perché gli diranno o sì o non sei veneto, come ha detto Zaia. Io però faccio una previsione, io prevedo, guardo la sfera, che loro diranno no, che bellezza, siamo andato benissimo, evviva qualsiasi risultato sarà. Sì, vabbè, così. I politici non perdono mai, poi generalmente. Loro non perdono mai. E poi, oh madonna, ci sono le elezioni fra 2 mesi, perché ci sono le elezioni a febbraio. È un caso. È un caso, e questa è una cosa assolutamente casuale. E diranno, ah beh, allora no, adesso che ci avete dato la forza per trattare, fate un'altra cosa, date i voti a noi per andare a Roma, così tratteremo con noi stessi. Perché tutta questa pagliacciata è fatta per dargli voti alle politiche, non per altro, per tenere i voti al nord, mentre Salvini va al sud a chiedere voti. E quindi questa è la mia previsione. E sai qual è la successiva previsione? Se vinceranno, cosa che a me lascia piuttosto indifferente rispetto a vinca loro Renzi o Di Maio. Renzi concesso un po' il discorso. No, comunque mi lascia indifferente, certo. Che non ho nessuna fiducia in nessuno di questi schieramenti che sta sul sì. Se vinceranno, cosa faranno? Esattamente niente, perché l'autonomia gli serve, come gli è servita negli ultimi 20 anni, per continuare a dire ai veneti votateci. Sì. E allora l'ultima volta che loro sono andati a governo a Roma, nel 2008 Luca Zaia, ministro dell'agricoltura, prima delle elezioni politiche avevano fatto la stessa roba, cioè erano passati in consiglio regionale e avevano chiesto di aprire la trattativa. Quando? A 3 mesi dal voto, di nuovo. E poi si è votato. Lei è uno storico, lei misura le cose nei tempi brevi, uno storico li misura sui tempi lunghi, no? Hanno votato di aprire la trattativa e poi quando sono andati al governo loro non solo non hanno fatto niente, ma per di più hanno fatto il più grande taglio agli enti locali, regioni, province e comuni della storia dell'unità d'Italia. E poi adesso Zaia ha pubblicato online questo libretto delle 100 risposte del presidente, che è una roba un po' maoista, mancava solo del Mao Tse Zaia probabilmente, e in una delle 100 risposte molto argute, pagate coi soldi nostri ovviamente in un modo o nell'altro, quello che dice è: nel 2008, quando abbiamo cercato di avviare la trattativa, lo Stato non ci ha lasciato. Ma se erano loro lo Stato, se lui era ministro dell'agricoltura, e quindi guardate, è una continua presa in giro, e noi o rompiamo la ruota del potere che hanno messo insieme, cioè o gli tiriamo una sciata a questa ruota, oppure fra 10 anni saremo ancora qua a parlare di autonomia, magari parleremo di indipendenza e di autonomia, quelli saranno sempre a Venezia a mangiare. Luca Zaia è
politico di professione dal 98, io avevo 7 anni quando lui ha smesso di lavorare, ha ammesso che l'abbia mai fatto, e i risultati saranno sempre quelli: Pedemontana, il fatto che sulle banche popolari la regione non abbia battuto ciglio, la sanità che non è solo la regione, tutta la politica. Che è d'eccellenza, perché abbiamo dei lavoratori alla sanità pazzeschi, ma che sta perdendo velocemente, e questa è una cosa che non si dice, e quando dice ai veneti guardate che la sanità veneta sta calando molto nelle prestazioni, i veneti dicono no, è la migliore, e noi dobbiamo essere orgogliosi, ma dobbiamo renderci conto, e chi lavora dentro gli ospedali lo sa bene, oggi i medici di base hanno fatto per la prima volta nella storia uno sciopero, sì, clamoroso. È clamoroso, e la regione li ha attaccati, invece di ascoltarli li ha attaccati, loro protestano contro il taglio delle risorse che sta facendo la regione. E allora o noi rompiamo questa ruota del carro su cui stanno sopra questi qua, oppure noi saremo fra 10 anni ancora a non avere autonomia e a calcolare i danni che hanno fatto alla nostra terra, alle nostre tasche questi personaggi. Ecco, stavo per dire una cosa querelosa, e quindi dico sono personaggi. Poi casomai querelano meno, perché sono io il responsabile. Lei Allora può dire che l'ho indotta in errore. Ecco, io la ringrazio, volevo farla più corta, ma è venuta bene così va su internet, quindi si può anche ascoltare a pillole, diciamo. No? Grazie alla prossima, e magari a breve un confronto. Volentieri. Quindi, oggi io sono per l'astensione, non mi faccia cambiare idea, oppure chi verrà dopo e mi convincerà, pazienza. Grazie mille.